Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Vediamo subito una nuova e interessante partita giocata parecchi anni fa, quindi siamo nel 2012, ci troviamo in Croazia e vediamo di fronte due giocatori di calibro internazionale. Con in bianco un giovanissimo grande maestro dall'alto dei suoi 2670 punti, se non ricordo male, e il suo avversario un giovane maestro che farà tanto parlare di sé. Vediamo la partita e poi vedremo anche qualche retroscena. Il bianco appunto è il grande maestro Ivan Saric, che gioca E4, il suo avversario è Borislav Ivanov, gioca C5, dopo cavallo F3 D6 siamo dunque nel pieno dell'apertura siciliana, quindi questa è una delle posizioni principali, momento importante nel quale il nero può decidere in quale linea poter entrare. Spesso, o comunque sia una delle linee più frequenti, è cercare da nero di portare l'alfiere in fianchetto per controllare a distanza il centro, quindi queste due case centrali diventano le case più importanti del nero qualora il nero decidesse appunto di fianchettare. Ci sono tanti modi di interpretare la posizione, la mossa più giocata è senz'altro questa cavallo F6. Qual è l'idea di cavallo F6? Attacca un pedone centrale che qualcuno da bianco dovrà difendere e con molta probabilità chi difenderà quel pedone sarà il cavallo in C3, così come è andato in partita. Perché è importante che il nero sia in grado di obbligare al bianco questa mossa, perché il bianco, ad esempio, se il nero giocasse 6, tra le tante possibilità avrebbe anche questa C4 per poi sviluppare il cavallo in C3. Un pedone in C4 contro la siciliana è un pedone forte perché controlla, impedisce e controlla la casa D5 e di conseguenza impedirà una possibile spinta per il nero. Dunque, tornando alla partita, il nero decide di giocare a questo impianto con A6, quindi siamo nel pieno dell'apertura Najdorf e dopo alfiere 3 e 6 la partita prosegue. F3 sulla scacchiera e qui possiamo vedere che dall'apertura Najdorf si rientra in una Scheveningen dove dopo F3 si può intuire la chiara intenzione del bianco, il bianco che cerca di impostare un pedone in F3 nella siciliana senza mezzi termini, si preparerà alla spinta del pedone G e di conseguenza del pedone H, giocando quello che il più delle volte viene appunto chiamato attacco inglese. Quindi spingo il pedone G4, H4, cerco di indebolire il tuo lato di re, e l'aspetto principale, l'unico modo in cui riesco a fare tutto ciò è perché ho un pedone in F3 che regge appunto le spinte. Il nero non si tira indietro, nero gioca B5, donna D2, alfiere B7 e quindi G4. Il bianco è vero che potrebbe arroccare corto, però non si tira indietro perché questo pedone G4 potrebbe creare qualche intermedia importante quale G5 per peggiorare lo sviluppo dei pezzi avversari. Cavallo C6 sulla scacchiera, arrocco lungo e dopo alfiere 7 H4. Vediamo un po' questa posizione, sembrerebbe che il bianco è già pronto per attaccare. In caso di arrocco corto senz'altro arriverebbe probabilmente G5, forse H5 prima, comunque i pedoni del bianco sono già lì molto vicini al re avversario e quindi questa è una posizione senz'altro rischiosa. Le statistiche del database di partite dicono ok, qui vince sempre o quasi il bianco, quindi questo arrocco è senz'altro da evitare. Il nero, consapevole di tutto ciò, gioca a cavallo D7, temporeggia per arroccare. Come vediamo lascia libera la diagonale donna alfiere, quindi creare questa batteria sulle case nere per certi versi un po' molesto potrebbe essere, perché si vuole attaccare e catturare il pedone H4 e questo cavallo D7 potrebbe avere altre idee interessanti, quali saltare verso il centro della scacchiera. In particolar modo la casa E5 è una casa di occupazione tipica per il nero. Il cavallo potrebbe saltare in F3 così come potrebbe saltare C4 e lì indebolire un po', cioè cercare di togliere pezzi della scacchiera della difesa dell'arrocco lungo del bianco per poi poter attaccare. La partita prosegue, G5 giocata dal bianco, cavallo E5 e a questo punto donna F2. Donna F2 non è né più né meno che la creazione di una batteria, così come se l'è ritrovata
il nero prima lungo questa diagonale, il bianco fa altrettanto su quest'altra. Quindi si può puntare, si può immaginare che il bianco voglia saltare lì con il proprio alfiere in B6 per poi attaccare la donna o comunque guadagnare un po' di spazio da quel lato. Nel mentre il nero, che è una posizione a mio avviso molto difficile da giocare, ha deciso di arroccare corto. Quindi diciamo che il movimento della donna bianca permette di arroccare corto, perché in caso di H5 diretta, che sembrerebbe essere la mossa più forte, arriverebbe alfiere per G5. Alfiere per G5, cambio un alfiere in E3 fortissimo del bianco e chiaramente tolgo pezzi dalla scacchiera. Togliendo pezzi dalla scacchiera l'attacco potrebbe non essere così efficace. Tuttavia è una posizione veramente complessa, è ancora tutta da giocare sia da una parte che dall'altra. Cavallo B3 in partita e a questo punto donna C7. Quali sono le idee del nero? Il nero è contento da una parte di essersi sottratto da questo attacco inglese, da questa spinta del pedone che in H5 poteva diventare molto fastidioso, e quindi è contento di essersi sottratto da questa iniziativa del bianco. Dall'altra si prepara probabilmente a posizionare una torre in C8 e creare anche lui qualche fastidio lungo la colonna C. Con arrocchi contrapposti la strategia, il modo più facile per giocare è chiaramente quello di prendere iniziativa, non tirarsi indietro. Se pensiamo a difenderci, se pensiamo troppo alla difesa, prima o poi correremo il rischio di non aver giocato. Magari subiamo l'attacco del nostro avversario e poi con qualche rammarico a fine partita diremo ok, ho perso qualche occasione. Alfiere B6 giocata, donna C8, F4, la valanga dei pedoni si prepara la sua avanzata. Cavallo D7 vuole prendere quell'alfiere di Casanera che torna indietro, e donna C7 ripetendo la posizione. A questo punto Re B1, mossa tipica, ogni volta che arroccate lungo una mossa come Re B1 probabilmente migliorerà la vostra posizione. B4 giocata, cavallo A4, obiettivo occupazione della casa in B6. Cavallo A5, cavallo B6 per il bianco, cambio in B3, cambio in E8 intermedia perché attacco la donna, e a questo punto riprende in B3. Il bianco ha una qualità di vantaggio e quindi, essendo il bianco un grande maestro con quasi 2700 punti, o meglio adesso Ivan Saric credo che abbia sui 2700 punti, ai tempi, quindi nel 2012 vedo che stava giocando con 2626 punti. Quindi sono condizioni abbastanza favorevoli. Questi pedoni abbiamo detto che sono parecchio fastidiosi, siamo già pronti a portarli in avanti, quindi alfiere per E4 cerca di ridurre l'avanzata dei pedoni. Però occhio, perché c'è comunque una qualità di vantaggio. Il giocatore che è in vantaggio cerca spesso delle semplificazioni. Alfiere D3 riesce in questo, e allora il bianco gioca una mossa molto particolare, perché la più naturale è chiaramente la cattura di torre, però la cattura di pedone vuole lasciare la casa libera alla donna, che potremmo andare in C2 cercando di proporre dei cambi, così come alla torre che potremmo andare in C1. Nonostante ci sia una qualità di vantaggio, la struttura pedonale del bianco è sicuramente inferiore rispetto a quella del nero. Nonostante ci sia una qualità di vantaggio, il nero ha un po' di compenso, perché il cavallo con il pedone equivalgono a questa torre per il bianco. Donna B7 in partita, donna G2 alla ricerca dei cambi, donna 6, e questa donna manovra in modo molto elegante per andare in A6 per sostenere la spinta del pedone in A4. Occhio che non è più così facile. Torre donna C2 cercando dei cambi, cattura in B3, torre A8. Occhio che non è facile, perché adesso questo re bianco si trova magicamente scoperto. Sembrerebbe che il nero abbia giocato una sequenza di mosse tanto perfetta che, nonostante il sacrificio di qualità, si ritrovi in una posizione leggermente favorevole. Torre C1, D5, interessante perché è una casa, cerca di creare una casa d'appoggio per il cavallo, e la partita prosegue in questo modo. Scacco, il cavallo si dirige verso il re, c'è stato un sacrificio di pezzo nel mentre, quindi questa o è una posizione vinta oppure è una posizione in cui il bianco chiaramente sta rischiando di perdere. E scacco intermedio con la torre che attacca questo re, che si sposta, la donna va in F1, e occhio perché adesso la minaccia di cavallo C4 è matto immediato, o meglio non sarà matto perché il bianco può ancora restituire la donna,
potrebbe sacrificare la donna, però il vantaggio è tale che la posizione sarebbe assolutamente vinta. Donna per B4, furba, perché in caso di cavallo C4 lascio la casa libera a questo re che potrebbe fuggire, e così va la partita. E il parziale dice ok, occhio perché il bianco ha ancora la qualità di vantaggio. Donna D3 giocata, il re si sposta, torre A8, e a questo punto la donna unico difensore, però dopo donna C4, B4 sulla scacchiera, si cattura questa donna, la cattura di re è obbligata e la posizione purtroppo per il bianco è chiaramente altamente compromessa. È vero che il bianco ha ancora una minaccia di matto, però questa minaccia di matto si può diciamo eliminare facilmente con un re F8 oppure con una qualsiasi spinta di pedone della Rocco. Dall'altra parte la donna in coordinazione con il cavallo, con questo re che chiaramente andrà in E5, sarà una posizione esposta, sarà un grande problema per la difesa del bianco. Rivediamo la partita. Dunque apertura siciliana, Scheveningen in posizione principale dove il nero gioca a 6, alfiere 3 e 6, e dopo F3 già sappiamo quali sono le intenzioni del bianco. Il bianco Ivan Saric, grande maestro croato con 2630 punti, il nero un giovane bulgaro che diciamo nel 2012 ha fatto tanto parlare di sé. E vi svelo un po' un aneddoto perché ha fatto tanto parlare di sé, perché dal nulla ha iniziato una progressione incredibile di vittorie, finché poi è arrivata la squalifica della FIDE, quindi la Federazione Internazionale di Scacchi si interessa intorno a lui e scoprono che Ivanov Borislav ha un segreto, e il suo segreto è che sicuramente durante il corso delle partite stava barando. Siamo nel 2012, quindi la tecnologia per utilizzare degli aiuti esterni magari non era ancora così diffusa, e i pochi che avevano accesso a queste informazioni evidentemente potevano fare del bene oppure potevano fare del male. Il giocatore bulgaro venne squalificato dopo una serie di tornei in cui riuscì a battere una serie di grandi maestri, tra i quali Ivan Saric, e venne appunto scoperto e dichiarato baro. Ok, aneddoti a parte, la partita è interessante perché abbiamo visto un po' come gestire da nero il sacrificio di qualità, sacrifica una qualità per prendere un pedone centrale, e questo si verifica spesso magari nelle siciliane dove si crea questo squilibrio in cui un giocatore dà del materiale per cercare di avere dell'iniziativa. Solitamente chi gioca la siciliana da bianco è un giocatore aggressivo e chi la gioca da nero dovrebbe essere ancora più aggressivo, perché chi gioca la siciliana, l'apertura di Kasparov, l'apertura che tanti hanno cercato di approfondire per ottenere dei vantaggi, è chiaramente un giocatore tagliente. Tornando alla partita, torre C7 qui sembrava fatta per il bianco, se non fosse che il software, o comunque sia Ivanov, aveva tutto sotto controllo, perché chiaramente questa rete di matto crea una posizione assolutamente vinta. Non si vince all'istante, si vince dopo diverse mosse, finché la posizione finale appunto è questa qui, con torre per A5 e re per A5. E per i più curiosi vi invito a cercare appunto la storia di Ivanov, che anche recentemente, anche qualche anno fa, ha continuato a far parlare di sé per i suoi studi informatici. Ok, spero che vi sia piaciuta. Si parla ancora di questa piaga del gioco degli scacchi, il cheating, quindi la possibilità di utilizzare ovviamente di nascosto degli aiuti esterni, e spero che la FIDE prenda provvedimenti abbastanza sempre più gravi, sempre più seri, importanti nei confronti di chi decide di rovinare il nostro gioco. Appuntamento alla prossima!